Questo è un programma di informazione e sensibilizzazione relativo all'iniziativa 2 del programma della Regione del Veneto, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DM 10 agosto 2020. Cosa importante, sono tutte informazioni estremamente importanti e delicate. Presidente Veneto, allora, risparmi almeno il 10% del tuo guadagno, accantonare quindi, come un po' un'azienda. Se è possibile farlo, sì, chiaramente non tutti in questo periodo lo possono fare perché i costi sono aumentati, però per chi ha la possibilità di mettere da parte una piccola percentuale, un 10%, un 5% o forse anche un 15% nelle ipotesi più fortunate di quello che riesce ad avere, non è male per far fronte alle situazioni di difficoltà. Un tempo dicevamo per motivi di salute, anche in periodo di pandemia, era più facile di dover ricorrere a delle spese mediche. Adesso lo diciamo per far fronte magari all'impennarsi della spesa energetica, del carovita e quant'altro, o comunque un imprevisto, anche semplicemente la rottura dell'automezzo di famiglia col quale mi reco al lavoro, può essere una spesa. Oppure l'altra sorpresina che arriva spesso, le multe, cioè le multe sono una no, veramente, cioè, anche in sto periodo qua, basta, sospendete queste multe, questi autovelox che sorpresa, cioè 50 orari, 40 orari, giusto per mettere la multa. Ma non solo adesso, nell'ultimo periodo stanno arrivando parecchie cartelle esattoriali, perché c'era stata l'interruzione dei termini. Ma quelle dove c'è un'indagine, dove c'è, per carità, non dove c'è l'errore minimo del contribuente, dove c'è poi l'evasione, è giusto, ma ste multe costanti. No, perché adesso in questo periodo qua, dopo si lamentano che la gente si arrabbia. Ma, non portate l'esasperazione, non voi. Io dico, non si porti la gente all'esasperazione, tipo quel che è successo in pronto soccorso ad Abano Terme, che la gente ha chiamato i carabinieri arrabbiatissima perché liste d'attesa enormi, ma la reazione diventa a volte sproporzionata perché ormai le persone sono un po', diciamo così, a livello, no? Quindi, Certo, in questo periodo è anche importante, insomma, osservare le norme perché sono garanzia del vivere comune, però dicevo, risparmiare un 10% di quello che si guadagna, tolte naturalmente le spese, è fondamentale, e noi tra l'altro come Adiconsum abbiamo tutta un'elaborazione di quelle che possono essere le occasioni di risparmio, che sono davvero tante. Ci sono quindi delle incrostazioni, chiamiamole così, nei bilanci familiari in cui si paga molto di più di quello che si potrebbe effettivamente pagare, e quindi bisogna capire all'interno del bilancio dove si può andare a limare per poi accantonare più somme. L'Italia con le bollette più alte d'Europa e gli stipendi più bassi d'Europa, ma dove vogliamo andare? Sono pienamente d'accordo, il problema degli stipendi è un problema annoso del nostro paese, che sono bassi, e sono alte invece le spese. Noi purtroppo con l'introduzione dell'euro abbiamo avuto un po' una sventura, perché è sostanzialmente dimezzato il potere di acquisto delle famiglie con i propri stipendi, sono mancati i controlli, e questo è un tema purtroppo annoso del nostro paese, perché tutti se ne sono un po' approfittati, ed è vero che i costi dell'energia oggi in Italia è uno dei problemi anche per la competitività delle nostre imprese, perché producono prodotti di fascia medio-alta ad un costo però superiore, perché l'energia elettrica e il gas qui da noi, essendo un paese purtroppo nostro non ricco di materie prime, vengono importate ad un costo elevatissimo, soprattutto in questo periodo. E dicevo sulle possibilità di risparmio, ecco, attenzione ad esempio all'assicurazione auto, tutti quanti andiamo in auto, si parlava prima delle multe, e lì ci sono delle possibilità di risparmio davvero interessanti, rivolgendosi soprattutto a quelle proposte che possono essere fatte online dalle compagnie di assicurazione. Mi raccomando di scegliere quelle più referenziate, fare prima una sorta di indagine sui commenti positivi di quella compagnia, perché purtroppo di mese in mese vediamo che ci sono anche compagnie fantasma che mettono prezzi da chiappo, diciamo così, e poi però ci si accorge che non hanno l'autorizzazione ad operare, quindi io non sono manco assicurato, e se faccio un incidente o mi fermano per strada, lì sì che la multa la prendo. Esiste tra l'altro un servizio messo a disposizione dal Ministero, che è il tuo preventivatore, che dà
dà la possibilità, inserendo i dati anche specifici del proprio automezzo, che può essere un motoveicolo o un'autovettura, e restituisce i preventivi più vantaggiosi. Ecco, questo il tuo preventivatore. Sì, esatto, e che basta ricercarlo in Google, il tuo preventivatore, scusate, è un servizio offerto dal Ministero congiuntamente all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, e dà la possibilità in maniera oggettiva, equilibrata e obiettiva di trovare il preventivo più vantaggioso. Poi sulle assicurazioni bisogna stare attenti, perché ci sono varie garanzie e saper scegliere una garanzia rispetto al proprio profilo assicurativo è fondamentale. Assolutamente, o evitare che magari certe voci poi ci si pente, tipo non so, quello per la grandine, poi ci spacca la macchina, vabbè, bisogna stare attenti, sì. Allora, l'altra cosa, attenzione al ricorso ai mutui finanziamenti, perché dici prendo la macchina in leasing, prendo un mutuo, prendo una cosa e poi non sei in grado di far fronte, per cui c'è il discorso delle bollette costanti, il carburante per muoversi e poi il finanziamento che incombe sulla testa, sommando tutto non ci si sta più dentro. Infatti per questo bisogna essere analitici nel segnare tutte le spese nel proprio bilancio e vedere se ci sono delle somme che possono essere ogni mese dedicate al finanziamento per acquistare l'autovettura, per fare un intervento in casa che è necessario, oppure anche per delle spese mediche. Soprattutto in passato, adesso meno, devo essere sincero, vedevamo dell'indebitamento cagionato da spese voluttuarie, che potevano essere l'ultimo ritrovato della tecnologia, la vacanza, o altri temi di questo genere, senza togliere naturalmente alla libertà di scelta dei consumatori. Però se posso prendere un cellulare a 300 euro anziché a 1300 col finanziamento, insomma un po' di differenza nel mio conto economico familiare me la fa. Mutui finanziamenti bisogna sceglierli anche qui con la giusta attenzione. Bisogna innanzitutto fare mente locale su quello che è il TAEG, che è il tasso annuo effettivo globale. Perché non è che viene concesso gratis il finanziamento. Magari. Alla fine, esatto, alla fine certo c'è un costo. No. E questo è un indicatore che mi dice quel finanziamento che costo ha. 3%, 4% vuol dire che io dovrò sborsare qualcosa in più per avere quel servizio, e posso confrontare le varie offerte delle varie banche, delle varie finanziarie. È tra l'altro obbligatorio per legge pubblicarlo anche nelle offerte di tipo commerciale, quindi io devo sapere che quello vuol dire tasso annuo effettivo globale, e devo capire che più basso è e più risparmio, e scegliere naturalmente quel fornitore. Assolutamente. L'altra questione riguarda la moneta elettronica, la famosa carta prepagata, carta di credito, che si voglia, che si usa, che è richiesta a volte l'utilizzo, oppure si usa con molta facilità, comoda, però non hai conto forse sempre della situazione, no? E infatti proprio questo è il tema, la difficoltà della moneta elettronica, perché con una strisciata, adesso la appoggiamo addirittura, quindi non dobbiamo neanche più inserirle, e paghiamo il conto. È una grande comodità, però non ci dà più quel senso di esborso del denaro che invece magari il contante ci dava, e quindi bisogna stare attenti e utilizzarla in maniera opportuna. Poi ci sono carta bancomat, certo, carta di credito, carte revolving, che sono le peggiori. Adesso fortunatamente ultimamente vedo che girano un po' meno, però sono quelle carte che nella spesa attivano un finanziamento, e quindi poi io devo restituire anche le spese e gli interessi. Adiconsum si occupa anche di tematiche sanitarie, tipo ricorso agli ospedali? Beh sì, possiamo anche gestire eventuali contenzioso per le prestazioni mediche o di malasanità, tutto quello che riguarda naturalmente il mondo della salute, certo, perché noi tuteliamo il consumatore a 360 gradi, il cittadino come usufruitore del servizio pubblico locale, come acquirente di beni, servizi, finanziamenti, e anche come usufruitore del servizio sanitario nazionale o privato. Al punto 7 c'è una cosa che anche abbastanza mi fa sorridere, però effettivamente non è di poco conto. Riduci o elimina le spese che non sono indispensabili. Piccoli gesti possono portare grandi vantaggi.
E tra le spese, io guardo ogni tanto i carrelli delle spese, no? Guardo le persone, target, mi faccio un po' un'idea del carrello e mi rendo conto che ci sono famiglie che vedi che non sono non hanno ricche, insomma, così, ma magari arrancano, o lo sai, e hanno nel carrello della spesa tanti beni voluttuari o junk food che però costa, tante cose anche per i bambini stessi, per i ragazzini, che è forse un'abitudine che però alla fine tira il conto, ti viene una bella spesa corposa, cioè nel senso che costa anche tanto, ma il risultato in termini anche di nutrimento, di salute e di quant'altro è molto scarso. È una serie di abitudini che bisogna in qualche modo rivedere. Non è facile, perché è una cultura questa. È proprio un problema di educazione al consumo, alla scelta naturalmente, e sul quale magari anche noi associazioni dobbiamo investire un po' di più proprio per arrivare a questi soggetti, per far capire che soprattutto in un momento come questo bisogna guardare anche il centesimo e quindi evitare come dire, di abbandonarsi all'emotività. Poi c'è anche da dire che purtroppo siamo bombardati di messaggi anche di tipo commerciale che fanno leva sulle nostre emozioni, ci inducono a fare acquisti talvolta compulsivi, e però in questa fase noi ci dobbiamo, come dire, armare contro questo tipo di messaggi e soprattutto educarci e fare un'azione di autocontrollo esatto, per evitare di fare il passo più lungo della gamba, per dire anche banalmente spegnere le luci quando si abbandona una stanza a casa, cioè, anche per pochi minuti, luce, sì. Certo, fallo, magari prima la lasciavo accesa perché tornavo dopo pochi minuti, adesso la si deve spegnere, insomma tutto quello che si può risparmiare, però devo dire la verità, noi italiani siamo grandi risparmiatori. Purtroppo quando inneschiamo il meccanismo risparmio però, sì, perché quando si entra poi sono guai, perché una volta che l'italiano innesca il meccanismo risparmio poi non lo spende più per un bel po' di tempo. È vero, noi siamo in grado di risparmiare e su questo penso che noi possiamo insegnare a tutto il mondo, forse siamo un po' meno bravi ad investire perché abbiamo preso di quelle, per colpa nostra, non sempre naturalmente, di quelle bastonate. E lì l'educazione finanziaria sarà un altro capitolo a cui dedicheremo. Allora, adesso abbiamo una pubblicità. Salutiamo il presidente regionale che tra l'altro deve scappare via perché ha un altro impegno e quindi lo lasciamo, ma ci resta, e siamo ben felici, il presidente invece di Adiconsum Padova Rovigo, con cui dobbiamo affrontare altre questioni abbastanza spinosette, presidente, per cui non ci sarà di che essere purtroppo contenti, però sono informazioni sempre importanti. Pubblicità, grazie presidente regionale, e noi ci vediamo tra poco.